Benedica a tutti! Come sta l'Italia? E come se la passano gli italiani? Vediamo il suo servizio di Filippo Albamonte. La passata settimana l'Istat comunicava la relazione sopra le condizioni dell'Italia. Il quadro è drammatico. Di 4 cristiani, uno è sotto la soglia dello bisogno. Lo 16,6% non si può permettere un pasto con i nutrimenti necessari. Lo 21,1% non può quadrare la casa contro lo freddo. Lo 50,6% non ha i piccoli per le vacanze manco per una settimana. E lo 41,7% non può pagare spese improvvise manco chi denichi. I cittadini italiani che sono costretti a sparagnare magari sopra lo mangiare sono lo 63,3% e allo sud si tocca lo 70%. Il potere d'accattare dei cittadini scendeva a un livello di 23 anni fa e questo nonostante che l'inflazione fu allo 3% nel 2012. A questo punto un poco di economisti ha cominciato a domandarsi: a che serve fare tutti questi sacrifici per tenere bascia l'inflazione quando il potere d'accattare dei cittadini cala lo stesso? A che sta volevamo aggiungere? La BCE non stampa moneta per definire l'inflazione e ci riesce perfettamente. Ma se i risultati sono questi, non fosse il caso di cancellare rotta? La Cina è un paese in forte crescenza economica, ma non sempre i travagliatori hanno una buona tutela. Negli giorni passati, da poco di giornalisti della carta stampata e delle blog scrissero informazioni interessanti sopra la situazione socio-economica della Cina, che per merito dello sacrificio della sua gente riusciva in qualche lusso a cancellare la sua economia, che era chida di un paese dello terzo mondo, per diventare invece l'attuale motore dell'economia globale. Il nuovo presidente Xi Jinping si presentava a marzo con un motto sopra lo nuovo sonno cinese. Ma secondo un poco di osservatori, il presidente non si fece buono i suoi conti, perché la situazione sociale diventa sempre più difficile ogni giorno che passa. Non solo per i protesti che aumentano a causa dello sfruttamento dei travagliatori, ma pure per la presenza di un fenomeno chiamato gualosi, cioè la morte che viene per lo troppo travaglio. Infatti oggi a morire non sono più i migranti che rappresentano a 300 milioni di contadini che scappano dalle campagne per cercare un impiego qualunque. Invece le vittime di questo sistema sono le cosiddette bianche, che fanno parte della nascente classe media, cioè kid che secondo i capi del governo cinese avessero a salvare lo stato della crisi internazionale aumentando il mercato interno. Per capire meglio questa situazione abbiamo a citare lo studio pubblicato dall'agenzia di stampa governativa, che mette la Cina al primo posto in tal mondo nella classificazione dello stress causato dallo travaglio, dovuto alle condizioni esasperate che provocano circa 600.000 morti ogni anno. Da questo studio si citano non solo le vittime, ma magari i sintomi di patimenti come l'insonnia, l'anoressia e le dolori di ventre. Secondo un sondaggio dello Global Times, il giornale ufficiale del Partito Comunista, di 1.000 travagliatori tra i 20 e i 60 anni, il 30% ha questi sintomi. Ma non pensano che sono così gravi per addimannare lo parere di un medico. Pare che uno delle principali autori dello stress è la politica di travaglio delle ditte cinesi che attuano un principio cardine basato sopra la disciplina di ferro che consente alla catena gerarchica di fare abusi e torti alle travagliature sottomesse che, per non perdere il travaglio, sono costretti a subire in silenzio. Nell'inizio del 2008 i problemi per i travagliatori aumentavano a causa di un decrescente prodotto interno lordo che calava allo 7,3% l'anno, che tagliato con l'occhio del popolo europeo pare una chimera, ma per i 7 milioni di giovani laureandi cinesi aveva il significato di una forte diminuzione dei posti qualificati e l'aumento della concorrenza. Questi giovani, che per ottenere il travaglio desiderato sono pronti a fare qualunque cosa, non sanno che, una volta che accansano alla fine, sono in pericolo per la sua vita. Lo gioco d'azzardo rovina la vita a cui gioca per vizio. Ma che fa la politica per evitare questa situazione? La parola ludopatia si cominciò a usare a partire dal 1997, indicando una malattia di dipendenza dello gioco d'azzardo,
Ora senza le trattate clinico-diagnostici si parla precisamente di gioco d'azzardo patologico oppure di gioco patologico compulsivo. Questo disturbo riconosciuto da 100 anni da tutto il mondo fa parte delle new addiction, nuove dipendenze come kit di internet, sesso, shopping. L'oggetto non è una droga ma un'attività lecita e accettata, ma la persona si comporta con caratteristiche patologiche. Vediamo quali sono i fattori che possono essere all'origine di questa vera e propria malattia. Prima di tutto come si nasce, visto che c'è una certa predisposizione personale, ma è pure importante come si cresce e come. Una famiglia che privilegia l'aspetto materiale rispetto a le continue pubblicità che incitano alle cristiane a giocare e la crisi economica creano un melting pot che può essere scatenante. Parisse che quando ci sono meno ricchezze si risica più assai, perciò meno benessere c'è e più si gioca, con la conseguenza che la ludopatia è un vero problema sociale a carico delle persone meno istruite e con una rendita bascia. Secondo uno studio dell'Ucodacons, la maggioranza delle ludopate sono cristiane mascolo maritate e travagliature, tra i 30 e i 50 anni. Di questo, il 41% vive in centro Italia, il 26% in sud e il 36% in nord. Tra i casi che avvengono ogni giorno, sconcertante è chi di una coppia che da poco di tempo fa a Roma l'affronta alla macchina una piccerita di 2 mesi per dire a giocare alle slot machine e che viene denunziata per abbandono di minore. In totale sono 700.000 le italiane che ogni anno soffrono di ludopatia, ma questo numero è così in crescita che il Ministero della Salute decidiò di mettere questa malattia in talilea, livello essenziale di assistenza. C'è una forte contraddizione, fino a banna lo Stato con l'amministrazione di monopoli autorizza lo gioco d'azzardo in tali casino e li bar, e per l'altra banna lo decreto di legge 158 del 26 settembre del 2012 inserisce la ludopatia tra l'ILEA, ovvero le prestazioni e servizi gratuiti che la sanità pubblica dona ai cittadini. C'è pure un legame stretto tra lo gioco d'azzardo e la politica, come denunziò a febbraio e a maggio del 2013 Matteo Iori, presidente dell'Uconag, che disse chiaramente che lo primo ministro Enrico Letta e altri 6 ministri fanno parte di una fondazione, vedrò, pagata di 2 multinazionali come l'Automatica e Sisal. Lo stesso Letta ricevì 15.000 euro dell'HBG, una impresa dello gioco d'azzardo. Lo ministro Massimo Brai è direttore della rivista Italiani Europei, finanziata di società di gioco, e Alberto Giorgetti, che per anni è stato vicino alle concessionarie di sti giochi, ha ancora una volta la delega agli giochi come sotto il governo Berlusconi. Di studio e altri studi si sa che la SNAI, società di scommesse e giochi online, dette denaro a Gianni Alemanno, alla Margherita, DC, DS, MPA e PD e magari ex politici e parenti. A sto punto è facile a domandare se il chiedo dell'azzardo è un campo abbandonato, come dichiarò Giorgetti, o è una lobby che per suo governo conta proprio assai. Eppure una denunzia dei politici, ex politici e partiti che pigliarono finanziamenti di sti società degli giochi d'azzardo la fece piccaionna andarrera allo Senato lo parlamentare Giovanni Endrizzi dello Movimento 5 Stelle, ma ancora una volta come prima pare che nudo se ne adunò. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo lo prossimo Venere. Salutiamo!